Argomento presentati oggi i robot umanoidi dell'italianissima SIR, un evento da tutto esaurito per uno sguardo sul futuro che è più vicino di quanto si possa immaginare, con tante opportunità da valutare. Jacopo Casoni ci porta alla scoperta di questi straordinari robot. Una danza ipnotica, movimenti fluidi, a tempo, e in platea bocche aperte e smartphone pronti a riprendere un evento in tutto e per tutto. La presentazione dei robot umanoidi realizzati dall'emiliana SIR Robotics, con l'hotel scelto in via Tortona che racconta in ogni angolo questo futuro incombente, ha evidenziato quanto la robotica, appunto, e l'intelligenza artificiale stiano cambiando lo scenario, ridisegnando l'orizzonte. Matt Mason, docente e ricercatore tra i più affermati nel campo, paragona ciò che sta accadendo alle rivoluzioni epocali, quella copernicana, quella griffata Darwin. Essendo un ricercatore non potrei essere che un grandissimo ottimista. Ho una visione che noi stiamo per transitare verso una sorta di umanesimo tecnologico. E quindi questo si sposa anche al perché questo cambio di paradigma a livello tecnologico sta contribuendo a una vera e propria rivoluzione scientifica. Un mercato da 2,7 miliardi nel 2025 e tra 10 anni la stima è che valga 70 miliardi. L'industria, la sicurezza, la sanità, che ovviamente richiede un'etica particolare, sono tanti i campi nei quali la robotica si muove e si muoverà. E chi se ne occupa ribadisce un concetto chiaro, una sorta di replica a chi guarda quel futuro e vede rischi e non solo opportunità. Queste sono macchine che teoricamente possono fare tutto, ma non sanno ancora fare niente o sanno fare ancora poco. Ma una cosa che sicuramente non possono fare è prendere delle decisioni, almeno ad oggi, e l'altra cosa è che hanno sempre bisogno dell'assistenza di un umano, e questo è molto positivo. Intanto la marcia dei robot è iniziata e, se gestita, promette di essere la vera rivoluzione della nostra epoca.